delle ultime classi degli istituti tecnici professionali. A novembre 2010 abbiamo fatto anche un protocollo con tutte le associazioni degli artigiani proprio affinché ci fossero tutta una serie di linee guida anche per, ovviamente, tra virgolette, non incorrere in furbate nei confronti dei cittadini. Novembre 2010 abbiamo incontrato nuovamente tutta una serie o quasi tutti i comuni del Veneto. A dicembre lo stesso, perché noi facciamo il rapporto ovviamente istituzionale con le istituzioni. Una decina di giorni prima dello switch off è stata fatta un'ulteriore campagna di comunicazione. Questo per dire cosa è stato fatto prima. Dopodiché è iniziato il dramma del switch off per il nostro territorio. Io ho un'antenna del 94, non mi ricordo neanche chi me l'ha messa, ho la sfortuna che invece funziona. Pazienza. È una sfortuna perché qualcuno ha detto che l'ho cambiata. Poi 13 dicembre abbiamo il 13 dicembre. Qua si doveva passare al digitale solo con l'acquisto di una cosa. Qua ci sono persone che hanno investito in un'antenna e mi sta parlando di cosa? Qua la realtà è questa, qua ci sono persone che hanno investito più di 300 euro, 400 euro per installare l'antenna per vedere la live. Interventi alla fine non riusciamo neanche a fare due domande, perché se non fare domande non riusciamo. Il comitato doveva chiamare 4 tecnici che dicevano le soluzioni. Allora non arrivate qua a un tavolo di politici che non capiscono un Scusate, la finalità dell'incontro è di trovare soluzioni. Trovare soluzioni perché il disagio lo sappiamo, quindi abbiamo, scusate, la pazienza, voi avete tutte le ragioni e io sono qua per rappresentarli insieme agli altri del comitato, quindi ben venga la vostra far sentire che non ci siamo inventati tutto, ma aspettiamo dall'assessore Stival e dagli altri presenti soluzioni. Abbiamo dei soldi a disposizione che sono stati presentati e approvati nel decreto mille proroghe, sono 30 milioni di euro. Io vorrei arrivare lì. Benissimo, lasciamo la parola all'assessore e poi siamo tutti qua. Signori, quando si va a votare ci si ricorda le cose. Bene, il 13 dicembre è stata fatta la prima riunione per tirare le orecchie alla RAI. Il 17 dicembre, insieme alla conferenza dei sindaci, ma è bene fare certi passaggi visto che è stato scritto e non è stato fatto nulla. Dopodiché ci siamo trovati ai primi di gennaio su richiesta fatta durante le feste di Natale con il comitato e subito dopo abbiamo chiesto a tutti i sindaci i dati per poter chiedere un rimborso, perché giustamente, come ha detto anche, senza anche lui proporre soluzioni, ma intendo dire tecniche ma politiche, intendo dire l'onorevole Gentiloni, la soluzione che può essere quella giustamente di un rimborso spese, un rimborso, scusate, sui costi che si vengono a attuare, perché nessuno ci ha detto che. Bene, a questo noi abbiamo fatto seguire,
perché ci sono voluti un po' di mesi evidentemente, le richieste da parte dei comuni, in regione sono arrivate 1460 richieste il 14 marzo, poche, tante, non ha importanza, di cui era 3/4 in Portogallo, perché i comuni esatto, e Cinto più che sia, perché gli altri comuni poca cosa, ma non è quello il problema, che sia 1 o 1000 ha poca importanza. In seguito a questo noi abbiamo fatto subito la richiesta, visto che c'è stato un decreto mille proroghe, firmata dal Presidente Zaia e ovviamente da me proposta, in cui abbiamo chiesto al Ministro Romani che ci faccia avere la